Il gruppo parlamentare Sud chiama Nord interviene con una interrogazione urgente, primo firmatario onorevole Ismaele Lavardera. L'organizzazione di Agrigento Capitale della Cultura e lo statuto della fondazione che dovrà gestire fondi e progetti approdano all'Arse. A chiedere chiarimenti, interventi urgenti al fine di individuare una rapida soluzione per accelerare il percorso formativo e proprio come detto prima il gruppo Sud chiama Nord con primo firmatario Lavardera nella foto, a seguire Cateno De Luca, Balsamo, De Leo, Lombardo, Sciotto e l'onorevole Davide Vasta. Alla data odierna, dice l'interrogazione, non risulta dichiarata la consistenza della dotazione patrimoniale complessiva di cui potrà beneficiare la Fondazione di Agrigento 2025, nonché non risulterebbe dichiarato il contributo patrimoniale specifico che in ciascun socio fondatore intenderebbe apportare alla nascitura fondazione. Si ricorda che l'adeguatezza della dotazione patrimoniale rispetto agli scopi dichiarati nello Statuto costituisce elemento costitutivo imprescindibile per l'ottenimento del suo riconoscimento giuridico e soprattutto rappresenta la primaria garanzia per il suo regolare funzionamento nel tempo, tenuto conto che sono già trascorsi oltre 5 mesi dalla proclamazione di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 e in vista del prossimo traguardo dell'1 gennaio 2025 non è stato ancora fatto nulla di significativo, con la comprensibile preoccupazione e il rischio concreto che questa importante occasione per Agrigento e la Sicilia si trasformi in un enorme fallimento. Il gruppo parlamentare regionale siciliano Nord chiama Sud chiede appunto interventi da parte della Regione affinché non venga sprecato questo prezioso riconoscimento di promozione e valorizzazione di tutto il territorio siciliano.